quei giorni il popolo non sopportò il viaggio e disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita. Mosè fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo insieme: sei tu, Signore, la nostra salvezza. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Quando li faceva perire lo cercavano, ritornavano, ancora si volgevano a Dio. Ricordavano che Dio è la loro rupe e Dio l'Altissimo il loro Salvatore. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Lo lusingavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Signore, la nostra salvezza. Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte volte placò la sua ira e trattenne il suo furore. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Perché con la tua croce hai redento il mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Parola del Signore. Sento il dovere di dire la mia gratitudine, la mia riconoscenza alle autorità, alle personalità, a tutti quelli che in qualche modo, con la loro presenza, voglio onorare la festa della stella alpina che viene celebrata in questa circostanza, in questa domenica, qui a Timau. È un ringraziamento tanto più sentito
perché la presenza di tante persone viene ad assumere, io credo, anche un significato del tutto particolare. Viene ad essere un atto di testimonianza, viene ad essere anche un atto di fede. I timavesi, gli alpini di Timau, hanno voluto esprimersi a questo modo nella loro festa, nella loro giornata, la festa della stella alpina. E io credo che tra questo fiore e le idealità e gli scopi, la vita dell'alpino, ci siano tante analogie dalle quali risulta che come la stella alpina, ad esempio, vive in un'atmosfera di candore, in un'atmosfera di purezza, così l'alpino nella sua vita di onestà, nella sua vita di lealtà, come la stella alpina vive in luoghi, chiamiamoli pure aridi, dove c'è una briciola di terra, dove si abbarbica, dove mette la sua radice, così l'alpino ha nel suo cuore profondo il sentimento e la fede nello spirito di sacrificio, nello spirito di donazione. Se poi ricordiamo che in questa giornata anche la liturgia ci viene incontro con la festa della esaltazione della Santa Croce, allora io credo che i tre pensieri si possano benissimo accomunare. Quella croce che un tempo era il simbolo della condanna, era il simbolo del disonore, per il cristiano viene ad essere il simbolo dell'amore, viene ad essere il simbolo della salvezza, della sua redenzione. Probabilmente ieri tutti quanti voi siete stati spettatori attraverso la televisione del commovente funerale che è stato fatto alla Madre Teresa di Calcutta. È stato un atto di riconoscimento universale, diciamolo pure, un atto di riconoscimento da parte di persone umili e da parte di persone grandi alla carità, all'amore che questa donna ha saputo riservare per le creature più fragili, per le creature più deboli, per le creature meno fortunate. Ebbene, io credo che oggi, vivendo anche la festa della Santa Croce, noi, io credo, ci ambientiamo ancora meglio in questo clima, chiamiamolo di donazione, in questo clima di offerta, in questo clima di sacrificio. Quella croce che, come vi ho detto un tempo, era il segno del disonore, era il segno della condanna, diventa il segno dell'amore, il segno della donazione da parte del cristiano. Tanto più io credo che proprio attraverso questo segno, non un uomo qualunque per quanto generoso, ma Dio stesso ha voluto dare a noi la sua dimostrazione di amore. Ci dice la Bibbia che nell'Antico Testamento ad un certo momento il Signore Dio si era pentito di aver creato l'uomo, tanto l'uomo era diventato peccatore, tanto l'uomo si era allontanato da Dio, eppure Dio l'aveva fatto a sua immagine, l'aveva fatto a sua somiglianza, l'aveva fatto tale per cui uno, guardando l'uomo, ad un certo momento in quest'uomo potesse vedere rispecchiata l'immagine di Dio. Nella croce io credo che il Signore stesso in qualche modo abbia voluto dire il suo pentimento non di aver creato l'uomo, ma di aver permesso che l'uomo cadesse nella miseria del suo peccato. Quella croce è stata l'oggetto con il quale il Dio stesso ha voluto dire quasi il suo pentimento per poter riparare, per poter in qualche modo aggiustare, per poter redimere quell'uomo e farlo ritornare a quella immagine dalla quale si era allontanato, da quella immagine dalla quale ormai era scomparso, vorrei dire, ogni indizio. Ebbene, oggi, festa che noi celebriamo della stella alpina, possa essere un richiamo proprio a queste tre realtà,
a questa stella che ci dice sacrificio, a questa stella che ci dice amore, a questa stella che viene a dirci il suo candore e la sua purezza. Sia il ricordo dell'Alpino, nella sua dedizione, nella sua generosità e nel suo sacrificio, nella sua lealtà e nella sua onestà. Sia un ricordo dell'amore infinito che il Signore ci ha voluto riservare, perché tutti non solo ne possiamo conservare il ricordo, ma tutti soprattutto ne possiamo imitare le virtù. Che l'amore di Dio entri nei nostri cuori, che quanto ci suggerisce l'Alpino possa essere vissuto nelle nostre giornate, che quanto la stella alpina, nella sua umiltà, nella sua semplicità ci suggerisce, questo possa essere praticato nella nostra vita e questo possa continuare ad essere poi anche di esempio, possa continuare ad essere di monito, possa essere anche segno di fiducia, segno di sostegno e di conforto alle generazioni che ci possono seguire. Che il Signore, benedicendo noi, aiutando noi, aiuti i nostri fratelli, aiuti quelli che ancora non credono, aiuti ancora quelli che forse non vivono di lealtà e di onestà. Aiuti il Signore tutte quelle persone che, avendo bisogno del suo aiuto, possano far sì che in esse risplenda realmente l'immagine del Figlio di Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio vero, generato, non creato, per mezzo di Lui tutte le cose sono state, per noi uomini, per la nostra salvezza in cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, per il terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria. Per il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, come il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli carissimi, preghiamo perché tutti gli uomini trovino la gioia della salvezza nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per tutti i fedeli, perché manifestino nella loro vita l'adesione alla croce di Cristo Signore, tracciata sulla loro fronte nel giorno del battesimo, preghiamo. Perché l'imminente celebrazione del congresso eucaristico conduca le nostre comunità a una profonda revisione di vita, riconoscendo che il rinnovamento dell'esistenza cristiana dipende dalla fede nella reale presenza di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia, preghiamo. Per gli ammalati, perché siano partecipi della vittoria di Cristo, come lo sono nella sofferenza, preghiamo. Per noi qui presenti, perché dalla partecipazione al mistero della passione di Cristo impariamo ad amare con generosità i nostri fratelli, preghiamo. O Dio, che ha inviato il tuo Figlio a prendere su di sé il dolore del mondo, ascolta le nostre invocazioni e per la potenza della sua croce concedi all'umanità soffrente di varcare la soglia della speranza, per riconoscere con fede che sei amore. Per Cristo nostro Signore.
benedetto sei tu, Signore, Dio e tutti i per la tua volontà abbiamo ricevuto questo, Padre, per te, per il lavoro dell'uomo, lo presentiamo, perché diventa per noi cibo. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sono pieni della
Fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Riposo. Mistero della fede. Annunciamo la tua Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Alfredo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi E con il tuo spirito. Scambiate un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non mi devi partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
questa liturgia eucaristica, una preghiera del soldato, a benedizione di quelli che sono vivi e al suffragio di quelli che ci hanno lasciato. Preghiera del soldato. Tutti a te. Signore Dio, che hai voluto distinta in molti popoli la umana famiglia, da te creata e redenta, guarda benigno a noi che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi l'Italia. Aiutaci, o Signore, affinché forti della tua fede affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno nella voce del dovere chi ci guida l'eco della tua voce.
Fa che i soldati d'Italia siano l'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi, nella consapevole disciplina verso l'autorità costituita. E concedi all'Italia nostra, che rispettata ed amata nel mondo, meriti la protezione tua e la materna custodia di Maria, anche in virtù della concordia operosa dei tuoi figli. Riposo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La cerimonia ora prosegue con la deposizione di una corona per i caduti di tutte le guerre. Prego allora i due portacorona a prendere posto e subito dietro i due portacorona il vice sindaco, il comandante dei carabinieri e il consigliere regionale. Tutti attenti. Onore ai caduti. Riposo. La festa della Stella Alpina prosegue e invito tutti i presenti a partecipare al secondo tempo di questa manifestazione e di questa festa. Secondo tempo che sarà costituito dal corteo. Ora leggerò brevemente come deve essere composto il corteo. Prego tutti quanti di prendere posto mano a mano che indicherò la formazione che deve essere fatta.
Tutti attenti! Onore alle portatrici carniche! Prende ora la parola il dottor De Stabile Ottone per il gruppo Anna Freikhofer. A nome del gruppo Alpini Monte Freikhofer di Timau porgo il più cordiale benvenuto a tutte le autorità civili, militari, alla banda di Sutro che ci allieta con la sua musica e a tutti i gentili ospiti. Grazie di essere qui a questa nostra festa alpina. Prende adesso la parola il vice sindaco di Paluzza, la dottoressa Flora Luciano. Autorità civili, militari e religiose, signore e signori. Mi è particolarmente gradito porgervi a nome dell'amministrazione comunale di Paluzza il più sentito ringraziamento per la vostra partecipazione a questa toccante cerimonia. L'impegno degli organizzatori ormai da anni è premiato da una sensibile e costante presenza che palesa un amorevole legame, un profondo attaccamento per questi luoghi che testimoniano un così alto sacrificio di vite umane. L'impatto emotivo dell'opera del pittore Fra Giacomo è molto forte e le testimonianze ad essa legate non finiscono di commuoverci per la loro cruda drammaticità. Il dolce volto della Madonna delle Nevi ricorda a noi tutti l'epopea vissuta fra queste montagne non più di 80 anni fa. Accanto ai soldati la preziosa opera delle nostre portatrici, che dal fondovalle giornalmente rifornivano di munizioni, viveri, medicinali e materiali l'estesa linea del fronte, ove operavano dai 10 ai 12.000 uomini. Fatto singolare, alla richiesta del comando logistico della zona Carnia, queste nostre donne costituirono un vero e proprio corpo di ausiliarie, distintosi per tenacia ed abnegazione. Una di loro ricordava: portavamo la gerla come combattenti il moschetto. Le operazioni continuarono per ben 26 mesi, durante i quali i battaglioni Tolmezzo e Val Tagliamento si distinsero nella difesa delle postazioni, con prove di suprema resistenza e valore. In questo contesto, il 15 febbraio 1916, nei pressi della caserma Malpasso di Promozio, cadeva l'eroina Maria Plozermetti, uccisa a soli 32 anni. Lo scorso anno l'associazione Amici delle Alpi Carniche, sostenuta dall'amministrazione comunale di Paluzza, dai comuni della Carnia e del Canal del Ferro, nonché dalle associazioni combattistiche ed Arma e partigiane, rivolgeva un'istanza al Presidente della Repubblica, volta ad ottenere la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria per l'eroina di Timau.
La nostra accurata domanda è stata accolta. Mercoledì 1 ottobre il Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, sarà a Timau per consegnare ai figli Dorina e Gillo la massima onorificenza conferita alla loro mamma Maria Plozzi Armenti. La consegna della massima decorazione costituirà l'occasione per ricordare anche l'oscuro sacrificio delle oltre 1100 portatrici carniche, testimoni umili, di completa dedizione e di toccante umanità, espressione, come è stato detto, di uno straordinario evento collettivo. Ai reduci, a tutte le portatrici, va il mio ringraziamento e ne sono certa quella di tutti noi, nella comune consapevolezza che questi uomini e queste donne rappresentano la parte migliore di noi. A tutti un arrivederci al 1 ottobre, quando l'abbraccio del nostro Presidente ci farà sentire al centro dell'interesse nazionale, cuore palpitante d'Italia. Grazie. Invito adesso il consigliere regionale Tony Martini per un indirizzo di saluto suo personale da parte della Regione. Signor Sindaco, amici delle Alpi Carniche, tutte autorità, spero di non essere frainteso nel portare il saluto del Consiglio regionale. In questa giornata, come diceva il Monsignore oggi in chiesa, ricca di suggestioni anche particolari. Oggi devo essere con i colleghi regionali a Trieste. C'è in questa regione il raduno mondiale degli istriani. Quanti significati? Dico, non voglio essere frainteso, oggi in questa regione si comincia a pubblicare un film che è comunque sempre un film che ricorda un nome per queste terre. Porzus, ricorda l'Italia. Oggi in qualche altra parte d'Italia qualcuno vorrebbe fare altre cose. Non è questo il tempo di nazionalismi, perché certo la nazione è dove si è nati, ma forse è tempo di cose più profonde, e ancora tempo di patrie, la terra dei padri. E in questo senso, valido per tutti, penso debba essere ricordato, nell'attesa anche della presenza del Capo dello Stato il 1 di ottobre, questa nostra cerimonia. Con quindi un ringraziamento a quanti debbono il ringraziamento, e per i giovani a non vivere da deracinè, da sradicati. La patria è una cosa importante, dicevo, è la terra dei nostri padri. Cultura, lingua, affetti, famiglie. Ebbene noi, da questa bella prima piazza d'Italia, diciamo tutti grazie al passato, viva l'Italia! Bene, ringraziando tutte le autorità che sono intervenute, con questi indirizzi di saluto a termine la parte ufficiale della cerimonia della festa alpina. Adesso ha inizio la seconda fase, altrettanto bella, altrettanto importante, ed è un momento di aggregazione per tutti quanti. Ringraziamo gli alpini del gruppo Freikhofer che hanno lavorato e stanno lavorando per consentirci un momento di festa e di gioia tutti assieme. Grazie.
Amen.